Ciao ragazzi, benvenuti in questo terzo estratto dal corso web design di Veneto Formazione, questo terzo episodio, ok? Vi ricordo che se volete approfondire l'argomento e partecipare a uno dei nostri corsi in streaming o in aula nelle sedi di Treviso a Padova, consultate il sito di venetoformazione.it per vedere tutte le nostre offerte e vi ricordo che in descrizione potete trovare un meraviglioso codice sconto coupon che vi permette di avere uno sconto di ben 200 euro sul costo del corso finale. Ok, vi ricordo altresì di iscrivervi al canale per aiutarmi a fare crescere la community, ma soprattutto anche per non perdervi nessuna delle prossime uscite che andremo a fare. Lasciatemi un like, attivate la campanellina, lasciate un commento, insomma la procedura è sempre quella e noi ci vediamo dopo la sigla. Benissimo ragazzi, bentornati. Allora, io sono il vostro solito Simone Baldassin, ma questo già lo sapete. Allora, oggi andiamo ad approfondire alcuni concetti che abbiamo visto nella lezione precedente. Partiamo dal presupposto numero 1. Nella lezione precedente abbiamo parlato di fogli di stile, style sheet, fogli di stile a cascata. Allora, che cosa vuol dire a cascata? Cioè, qual è il concetto del foglio di stile a cascata? Beh, lo vediamo con un esempio semplicissimo. Allora, qui abbiamo la solita nostra index con il nostro foglio di stile collegato. Se non avete idea di cosa stiamo facendo, vi invito a rivedere la prima e la seconda lezione che abbiamo tenuto sempre nel canale, ok? Le trovate nei video precedenti a questo. Allora, facciamo un esempio semplice. Vado ad inserire un marcatore H2 e gli scrivo ciao. E poi vado a definire un secondo marcatore H2 e vado a scrivere bello, ok? E vado a salvare. Allora la logica è questa: se io adesso vado a lanciare l'anteprima di questa struttura e ricarico la pagina, potrò vedere 2H2, ciao è bello, ok? Benissimo, allora supponiamo che io voglia andare a colorare questo qui di verde e questo qui di blu. Ok, quindi andrò nel mio foglio di stile e richiamerò il marcatore H2 con le procedure e le dinamiche che abbiamo già visto nell'altro video. Quindi gli dirò color, due punti, andrò ad aprire la palette dei colori e andrò a dirgli che voglio che questo qui sia verde. Prendiamo un bel verdino qua. Ovviamente entrambi diventeranno verdi, ok? E questo è un dato di fatto. Entrambi si chiamano H2 e entrambi vengono colorati di verde. Andiamo adesso a prendere e riscriviamo di nuovo nel nostro foglio di stile H2 e andiamo a dirgli di avere il colore blu e salviamo. Allora, le cose che non dobbiamo supporre: non è che se io ho scritto il primo qui, questo è verde perché l'ho dichiarato qui, e il secondo è blu perché l'ho dichiarato per secondo, perché entrambi hanno lo stesso identico valore, lo stesso nome. Quindi il foglio di stile è a cascata, andrà a fare una sovrascrittura. Pertanto, in un foglio di stile di un sito vero e proprio dove avremo migliaia di righe di codice, varrà sempre, in caso di dichiarazioni uguali per uno stesso selettore, varrà sempre il secondo che abbiamo assegnato, ok? In questo caso quindi è facile supporre che entrambi diventeranno blu, ok? Questo è il concetto. Questa cosa la possiamo vedere velocemente anche andando ad aprire ispezione elemento di Chrome. Se io vado a puntare, vedete, il mio primo ciao, vedrò che il mio primo ciao è colorato di blu perché la regola che si trova alla riga precedente, quindi questa è quella dichiarata dopo, riga 1 e riga 5, viene sovrascritta. Se io andassi a togliere la spunta da qui, tornerebbe a lavorare quell'altra. Questo è sostanzialmente il concetto del flusso a cascata, ok? Quindi è una cosa facilissima da comprendere, più che altro nella messa in pratica dobbiamo imparare a creare un foglio di stile che segua una logica corretta, altrimenti rischiamo di impazzire a non capire perché non riusciamo a trattare un determinato elemento come vogliamo noi. Ma a questo punto sorge spontaneo chiedersi: ma allora come faccio a dare a 2H2 delle dinamiche completamente diverse? Allora in questo caso entrano in scena due attributi di HTML che dobbiamo assolutamente imparare a conoscere. Intanto mettiamo un testo un po' più decente perché quella scritta lì proprio alle brottina. Quindi headline e headline, ok? Adesso supponiamo che io voglia colorare di nuovo il primo di verde e il secondo di blu, ok? Quindi come posso fare a gestire questa dinamica? Bene, devo elaborare grazie all'utilizzo di questi due attributi che si chiamano id e class.
Andiamo a capire un attimino nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, l'ID è un identificatore univoco. Ciò determina che un solo elemento all'interno della pagina, prestate attenzione, non del sito, della pagina, può avere quel determinato nome. La class invece racchiude un insieme di elementi che possono avere lo stesso nome perché sono accomunati dalle stesse caratteristiche. Cioè, in parole povere potremmo dire semplicemente che se io ho 10 ID, quindi 10 oggetti con 10 nomi diversi, avrò nel foglio di stile 10 formattazioni diverse. Se io invece ho 10 oggetti, 10 elementi che hanno come class lo stesso nome, avrò un'unica formattazione, perché se utilizzo una classe vuol dire che questi hanno le stesse identiche regole, hanno lo stessi valori, le stesse proprietà all'interno del foglio di stile. Mettiamolo in pratica. Se io vado qui, metto uno spazio e aggiungo l'attributo ID, posso andare ad assegnare un nome. Chiamiamo questo qui, che ne so, ID Headline. Guardate cosa succede nel momento in cui vado ad assegnare lo stesso nome al secondo. Mi viene segnalato un errore. Cosa mi dice? Mi dice semplicemente che il valore ID è unico, non posso usarne due, ok? Quindi dovrò assegnare eventualmente un nome differente al secondo. Vado a richiamare quindi semplicemente il primo, ok? Intanto questo qui lo possiamo anche togliere. E nel foglio di stile, come si richiama l'ID? Beh, dovrò scrivere questa dicitura: H2, cancelletto, che rappresenta l'ID, e poi andrò a richiamare il nome che ho assegnato. Mi raccomando, tutto attaccato. In questo modo potrò andare a colorare il mio elemento ID. E avrò potuto assegnare un nome specifico a quell'elemento. Se invece ho degli elementi che hanno delle caratteristiche in comune, che possono essere 1, 2, 7, 14.000, ok, userò una classe. Andiamo ad esempio a fare degli H3. Ne facciamo due uguali e a entrambi voglio assegnare le stesse regole, ok? Quindi userò class, chiamerò questo class, che ne so, title, ne facciamo un altro, salvo. Come si richiama la classe nel foglio di stile? La classe nel foglio di stile si richiama utilizzando il punto h3.title e andrò a fare il colore, che ne so, questi qua li facciamo rossi. Ok, questa è la logica. Attenzione che ovviamente se io non andassi ad assegnare la classe a uno dei due, verrebbe elaborata l'informazione solamente su quello che ha il nome, l'altro prenderebbe le dinamiche di default. Ok? Questo è il principio. Va anche detto che, come potete notare, anche se io qui ho usato un'unica classe e l'ho usato su un unico oggetto, non mi viene segnalato nessun errore. Infatti gli ID oramai sono abbastanza in disuso, vengono utilizzati solamente perché hanno una valenza superiore e possono andare a forzare eventualmente qualcosa nello specifico, ma di per sé non ha più molto senso usarli, si vedono veramente pochissimo. Infatti la logica è questa, ci dicono ok, cioè di partenza un tempo si diceva se uno usa un ID, se sono tanti usa una classe, però adesso la cosa si è evoluta e di conseguenza il concetto è ehi amico, anche se in questa pagina hai una sola classe che si chiama così, per me non è un problema, perché magari in questa pagina ne hai una, ma in un'altra pagina l'hai usato 14 volte, quindi di conseguenza io non posso pensare di generarti un errore nel momento in cui in una pagina ti capita di usarlo una volta solo, ok? Questo rende la dinamica estremamente utile e versatile. Ok, torno un attimo indietro e rimetto i title. Un'altra cosa meravigliosa che possiamo fare grazie alle classi, ok, è quella di poter aggiungere più nomi agli elementi. Questa è una cosa che WordPress sfrutta tantissimo. In un ID non lo posso fare, posso dare un nome unico, anche perché l'ID viene utilizzato anche per fare gli ancoraggi, cioè le
verticalizzazioni all'interno di link all'interno della stessa pagina, ok? Quindi se abbiamo ovviamente due punti di ancoraggio all'interno della pagina, quando clicco il link non sa dove andare, dice sì, ok, ma quale dei due, ok? Mentre nello specifico, quando c'è una classe, posso assegnare più nomi. Esempio banalissimo anche in questo caso: se io qua di seguito andassi a dire ehi amico, preparami una classe, non gli vado nemmeno a specificare qual è il marcatore a cui la voglio assegnare. Questo mi permette di riutilizzarla più volte e gli dico guarda, questa voglio che abbia il text align center, ok? Potremmo vedere che se ad esempio vado nel secondo, do un colpo di battitura e gli aggiungo la classe, il secondo nome, lui manterrà inalterate le dinamiche che gli ho dato col primo nome che è in comune con altri, però a questo qui gli ho potuto aggiungere una situazione in più, cioè l'allineamento centrato, vedete? Quindi immaginate, io posso fare una formattazione comune per tantissimi elementi e poi magari posso prepararmi dei piccoli asset, delle piccole classi che mi permettono di aggiungere di volta in volta delle cazzatine che fanno la differenza rispetto a un marcatore piuttosto che a un altro. Ok? Una volta presa confidenza con tutta sta roba qua, diventa molto performante e dinamica la gestione e soprattutto diventa estremamente logico il modo in cui ci prepariamo il codice per scriverne meno possibile e risfruttare più volte possibile ovviamente le opzioni che abbiamo già preparato, che abbiamo a disposizione. Benissimo, adesso vado a cancellare un attimo quello che abbiamo fatto e vi voglio parlare velocemente di altre proprietà che abbiamo a disposizione. Beh, innanzitutto è una cosa molto importante andare a definire una famiglia per il font all'interno dei nostri siti web. Ne possiamo utilizzare da 1 a 2 con pesi diversi, ok? Non andrei oltre, anche per mantenere una coerenza con lo stile grafico. Può capitare che abbiate un terzo font, ma scoprirete che comunque i font hanno una loro valenza a livello di prestazione di peso delle performance, ok? E comunque creare delle cose troppo incasinate, cioè insomma non stiamo facendo un dépliant, un flyer per una discoteca, ok? Il sito web deve mantenere coerenza da una pagina all'altra. Di per sé possiamo, partendo dal presupposto di usare anche un solo font, giocando con i vari pesi, assegnare la famiglia direttamente al body, così da poter dire a tutto il sito di avere quella famiglia lì senza doverla ripetere di volta in volta. In questo caso scelgo una famiglia che ho già installata nel computer, però ovviamente questa non verrà renderizzata nei dispositivi dove questo font non è installato, quindi dovremo imparare più avanti come utilizzare magari o Google Font, ok, per richiamare il font in maniera specifica, oppure come andare a installare fisicamente il font all'interno del sito web. Nel mio caso posso semplicemente dichiararlo, userò un Montserrat, che è il font che uso anche nel mio tema WordPress, semplicemente perché ce l'ho installato nel computer e quindi mi verrà letto tranquillamente. Ok, ma questa non è la procedura corretta. Questa cosa la possiamo fare solamente per i font sicuri, cioè quei font che sono sicuramente presenti in tutti i sistemi operativi. Arial, Verdana, Trebuchet, Times New Roman, Myriad Pro, ok? Adesso che ho fatto questo, qualsiasi cosa io scriva come testo all'interno di questa struttura verrà renderizzata con un Montserrat. Adesso vi voglio parlare della proprietà display. Allora, se noi andiamo a pigliare un H1 e scriviamo headline, che se lo scrivo giusto aiuta, l'H1 è un marcatore di blocco, come ben sappiamo, cioè manda a capo. Bene, scopriamo oggi che qualsiasi marcatore può essere forzato all'occorrenza nella sua natura. Vediamo un attimino come si può fare. Se io volessi che questo marcatore non fosse più di blocco, lo andrei a richiamare all'interno del foglio di stile e utilizzando la proprietà display, vedete, ci sono tutta una sequenza di dinamiche che posso mettere sul piatto. Ad esempio display none mi permetterebbe di nasconderlo, cioè sarebbe presente a codice ma non lo vedrei nel browser, nel sito, ok? Questa cosa ci serve quando dobbiamo creare dell'effettistica magari con JavaScript o con jQuery per poter far apparire in un secondo momento gli elementi che inizialmente appaiono nascosti. Non la utilizzate per nascondere cose a Google perché Google non gradirebbe questa cosa, Google legge il codice HTML e CSS che sia. Ok, quindi possiamo dire che di default il nostro H1 è un display block, marcatore di blocco. Se volessi che fosse in linea dovrei assegnargli display inline. Come faccio a sapere se il mio marcatore ha preso questa formattazione? Beh, è presto detto, facciamo e inseriamo magari un marcatore che sappiamo è in linea, come ad esempio span,
e vedrete che i due marcatori, i due testi si affiancano, cosa che non sarebbe possibile per ovvi motivi se io lasciassi che il marcatore mantenesse le sue caratteristiche, vedete? Poi alla prossima lezione andremo a vedere anche cosa sono questi spazi. D'altro canto, e per lo stesso presupposto, posso trasformare un marcatore in linea in un marcatore di blocco. E quindi torneremo di nuovo a questo punto, anche se avremo una situazione leggermente diversa, ma capiremo perché nel prossimo video, perché lo span adesso va a capo. Esiste un'altra condizione che capiremo più avanti che ci permette di trasformare i marcatori in display inline block, cioè poter gestire le caratteristiche di entrambe le situazioni che sono completamente diverse. Va detto che un marcatore di blocco occupa tutto lo spazio disponibile, accetta delle dimensioni che gli possiamo dare, ok, in altezza, in larghezza e compagnia bella. Il marcatore in linea no, non accetta le misure. Perché? Perché nasce per poter essere inserito all'interno di un contesto, ok, già esistente, come ad esempio uno span dentro un paragrafo. Quindi se io potessi violare questa cosa e andare a dare delle misure dello span, rischierei di avere dei testi che sono così e poi dentro c'ho un affare grande così, cioè non ha molto senso logico, ok? Quindi di conseguenza, quando ho bisogno invece di dare delle misure, devo inevitabilmente trasformare il marcatore in linea in un marcatore di blocco. Ma a volte capita che abbiamo un po' di casini, cioè io vorrei magari poter dare le misure ma mantenere gli elementi uno a fianco all'altro. In questo caso entra in scena inline block, che prende il buono di entrambe le proprietà che stiamo gestendo, entrambi i valori che stiamo gestendo, ok? Questo è sostanzialmente il concetto dell'inline block, molto utilizzato soprattutto per fare i pulsanti, i button. Anche questo presumibilmente lo vedremo in un'altra lezione. Ok ragazzi, per oggi è tutto, la lezione termina qui, noi ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio di questa serie che spero vi stia piacendo. Eventualmente ditemelo nei commenti, se no la finisco qui. No dai, la porto a termine, devo portarla a termine, obiettivamente mi sono preso un impegno e soprattutto questa è presumibilmente la serie più lunga che io abbia mai fatto finora, perché coprirà più di 15 episodi e quindi avanti col Cristo. La prossima settimana, se non cambio idea, nella prossima lezione vedremo il box model, margin, padding, bordi e altre proprietà super interessanti. Io vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time guys.